Sì, perché credo che questo ciclo di programmazione 21-27 imponga la chiusura della filiera della formazione con le politiche attive e quindi con le capacità occupazionali, che poi dovrebbe essere il fine ultimo di tutta questa attività che fra il Dipartimento della Formazione e il Dipartimento Lavoro mettiamo in atto. Quindi le varie iniziative, i vari bandi, i vari avvisi che ci saranno sul nuovo ciclo di programmazione devono rispondere all'esigenza di consentire di intercettare ambiti occupazionali per i soggetti che vanno formati eh, nell'ambito del nostro territorio. Ci sono tante opportunità anche per i giovani. Soprattutto per i giovani, anche perché soprattutto l'assessorato all'istruzione e alla formazione professionale con gli IFP e l'attività degli ITS è fortemente orientata per la formazione dei ragazzi che escono dal mondo scolastico, quindi in obbligo scolastico, e ovviamente questo consente anche tramite i tirocini specializzati e l'attività dei tirocini extracurriculari che facciamo sia noi che il Dipartimento Lavoro di poter appunto consentire a questi ragazzi di poter. La Regione è un po' in ritardo sull'attivazione di una serie di misure. Io mi auguro di fare da stimolo al governo Schifani e ai suoi assessori perché riescano a muoversi con maggiore sinergia tra assessorato al lavoro e assessorato alla formazione, perché serve attivare tutte le misure, goal, formazione, attraverso Formez, attraverso gli enti locali, che possano rimettere al lavoro le persone che purtroppo lo hanno perso e formare invece i giovani che non hanno avuto ancora una prospettiva. Una serie di misure che vengono molto stimolate dal governo Meloni, che come sappiamo ha detto stop all'assistenzialismo sterile del reddito di cittadinanza, ma ha attivato una serie di misure che servono per portare chi può farlo al lavoro. Ecco, la Regione Siciliana in questo si deve innestare con scrupolo, con grandi capacità di attrarre anche fondi europei, ma anche con una tempistica che purtroppo con la burocrazia regionale al momento mal si concilia. Ecco, questi interventi di oggi, questi convegni ben organizzati che coinvolgono tutti gli enti di formazione, che coinvolgono i consulenti, che coinvolgono i professionisti, servono proprio per fare capire quali sono le misure da attuare. I giovani mi stanno molto a cuore. Io sono una mamma di 5 figli e mi confronto con le altre mamme che hanno i figli fuori. Le nostre città, i nostri paesi stanno diventando dei dormitori per anziani e dobbiamo cercare di far entrare questi ragazzi. Prima si partiva con le valigie di cartone, ora i ragazzi partono con i bagagli pieni di cultura. Ragazzi che studiano, fanno master, ragazzi brillanti che devono lasciare questa terra meravigliosa per recarsi altrove. Abbiamo calendarizzato e firmato un DDL che poi l'abbiamo votato in aula, per lo psicologo scolastico. Poi ho presentato un altro disegno di legge per i pedagogisti scolastici. Perché, ripeto, i giovani mi stanno molto a cuore e spero che veramente ritornino in questa nostra terra che è meravigliosa.